Nei video di San Zeno della Storia abbiamo approfondito la soppressione dei monasteri da parte del governo austriaco. Ma i soldoni, come facevano gli austriaci a prendersi un altare o una chiesa? Ce lo racconta Don Ambrogio Sovico, parroco di San Zeno in Pieve di Brivio. E gli vide il passaggio del diritto di celebrare messe all'altare laterale della Madonna del Rosario dai nobili Sala al governo austriaco. L'altare proviene dalla demolita chiesa milanese di San Cipriano, in Piazzale delle Galline, soppressa proprio dagli austriaci. L'altare fu portato a San Zeno e appena sembra aver trovato pace, ecco la zampata austriaca che si incamera i soldi delle messe. Cosa significa? Semplice. Ad ogni messa celebrata a quell'altare, i Sala guadagnavano un pochino di denaro per mantenere il prete titolare addetto a quell'altare. Prete che, ovviamente, era uno della loro famiglia. Con gli austriaci i Sala perdono questo diritto. Così scrive il Sovico. Essendo cessato di vivere nel giorno 11 agosto, il reverendo sacerdote Don Bernardino Sala, beneficiato in questa chiesa parrocchiale col titolo di messa quotidiana all'altare della Beata Vergine del Rosario, comparve nel dopopranzo, nel detto giorno 3 settembre, il reverendo signor Pietro Cuzzi, curato di Besana, subdelegato dal regio amministratore dei vacanti, accompagnato da turba magna per prendere il possesso del beneficio e togliendolo ai signori Sala. Infatti, prese il possesso con toccare un candeliere dell'altare maggiore ed aprire e chiudere la porta della chiesa, senza far altro. Ed investì alla mia presenza, per cappellano interinale e mercenario, il signor Carlo Antonio Berra, che già da molti anni celebra la detta messa in supplemento del quondam signor Don Bernardino. Addio, ius patronato. A rivedersi, quando?